Il termine di presentazione delle liste di candidati per il Parlamento è fissato per domenica e in attesa di ufficializzare i nomi la Lega lancia la sua sfida per un profondo rinnovamento chiesto dalla base. Cioè vedere un forte cambiamento, un ringiovanimento della classe politica e far vedere che mandi una classe di politica nuova e competente. La linea scelta però è quella di evitare nomi di richiamo, ma completamente a digiuno di politica, quella cosiddetta società civile da cui hanno pescato a piene mani gli altri partiti. Noi non andiamo a pescare né attori, né cantanti, né calciatori, personaggi che saranno magari anche di altri settori illustri, ma che non c'entrano nulla con la politica. Ecco dunque il profilo del candidato leghista. Amministratori, gente che viene dal territorio, le sorprese semmai arriveranno da lì. Saranno figure rappresentative del territorio, degli enti locali, amministratori, cioè persone che hanno dimostrato sul campo di saper lavorare e nel quali i cittadini si sapranno riconoscere perché sono il loro sindaco, il loro consigliere, il loro assessore. Quanto alla presenza dello stesso sindaco di Verona, come parlamentare o addirittura come eventuale candidato premier, pare esclusa. Ci sarà anche Flavio Tosi? No, non se ne parla proprio. Sono stato rieletto sindaco di Verona 6 mesi fa, non ci penso proprio. Però c'è Bossi. Beh, questa è una questione lombarda, nel senso che Bossi è un militante, il presidente del partito ed è lombardo. Se la Lombardia ritiene di candidarlo, questa è una scelta della Lombardia. Resta aperta però la discussione su chi sarà il candidato premier della coalizione PDL-Lega. Berlusconi ha fatto scrivere presidente sul simbolo, Maroni ha risposto per le rime. La tensione è palpabile e sottolineata anche dagli avversari. Questo sembra un paese incapace di voltare pagina. È drammatico se pensiamo a dove siamo arrivati e oltretutto essere presi in giro, come in questo caso, dove non si vuol dichiarare chi sarà il candidato presidente del Consiglio, quando l'abbiamo capito tutti, oltre ad averlo messo nel simbolo del PDL. C'è un patto scritto, quindi tant'è che Berlusconi non si è mai sognato di dire e non può dirlo, perché appunto c'è carta canta villan dorme, c'è un patto scritto dove lui afferma e conferma di non essere né candidato premier né potenzialmente premier. Lui è il presidente del PDL e quindi può scrivere Berlusconi presidente, è il presidente del Milan e quindi può scrivere Berlusconi presidente, non può scrivere presidente in quanto futuro presidente del Consiglio.